Che è stato, Cicciari? Che ti è successo? Che c'hai sulla spalla? T'hanno fatto male alla spalla? Chi è stato a farti male alla spalla? Chi? È stato Albiol? T'ha fatto male veramente Albiol, voglio? T'ha fatto male alla spalla, Cicciari? Ancilla. Fammi vedere un po' che cosa c'ha in questa spalla. Niente, niente, Cicciari, ma fa bocca, Albiol, pigliati sta albicocca, goppa sta spalla. Cicciari. Ciucciari, facciamoci un passaggino alle spalle. Anch'io ho un crampo alla spalla. Grazie ad Albiol. Ti becchi una bella albicocca. Oppure un pezzo di spalla cotta. Mettete a casa, Ciucciari? No, anzi, va a in posto tuoi perché devo parlare con i nostri amici. Ciao, Ciucciari. Ciao. Buonasera a tutti, ragazzi. E forza Napolese. Ragazzi, vittoria sofferta 1-0, vabbè, che erano tutte cose. Vittoria sofferta per 1-0 perché comunque la SPAL è venuta a Napoli a fare una buona partita, un primo tempo equilibrato che poi nel finale di primo tempo troviamo il gol con Raul Albiol di testa, grande stacco su un calcio d'angolo che per fortuna ci fa un bel gol e riusciamo a portare questa vittoria a casa. Come dico, sofferta perché anche la SPAL ha creato le sue occasioni da gol. Nel primo tempo è stato equilibrato perché sì, hanno avuto qualche occasione con Cionek, con insomma gli altri giocatori, come noi con Zielinski, Rog, con il doppio tiro di Rog, insomma nel primo tempo molto equilibrato e noi ci sblocchiamo appunto con il colpo di testa di Raul Albiol, ma nel secondo tempo ragazzi il Napoli ha l'occasione anche per raddoppiarlo, il risultato, ci va vicino Koulibaly che si divora un gol avanti alla porta di testa, vabbè, ma che dobbiamo dire a Koulibaly? Cioè già il lavoro suo in difesa è altissimo, ma anche altre volte va sempre vicino al gol Koulibaly, non solo in questa partita, ragazzi. Invece poi prendiamo anche un palo con Dries Mertens su un bel triangolo con Insigne, ma la spalla Wagyu fa due occasioni da gol, una con Paloschi che Meret va bene, un po' centrale, ma comunque Meret bravo a non buttarsi subito a terra, essere reattivo sul pallone. Il secondo difficilissimo di Meret, su un colpo di testa di Fares fa uno strepitoso intervento Meret e salva il risultato. Voglio partita che è restata fino al 90° in bilico. Per fortuna quel gol nel finale di primo tempo porta questa vittoria al Napoli. 3 punti pesantissimi, che dobbiamo dire? L'importante è che il Napoli è riuscito a portarsela a casa, forza Napoli! E comunque un dolore di spalla ce l'ho, c'ho proprio un grampio, no, un granchio no, ma comunque c'ho un crampo che si chiama albiol e ti si è mangiata l'albicoc e insomma voglio questo Napoli mi faccio pazzo, tenga a capo pazzo, speriamo negli altri risultati, ma vedremo cosa succederà. Lasciate un commento, fatemi sapere se questo Napoli mi è piaciuto con i pochi campi, va bene, mancavano Fabian Ruiz e Allan da titolari, è vero che poi Fabian Ruiz verso il 70° è entrato, Allan non c'era, mi sembra per squalifica, insomma però poi c'erano tutti i titolari, il Napoli, io penso che questa partita, anche vincendolo 1-0, va bene così, l'importante è il risultato, perché impariamo dalla Juve, perché la Juve anche non facendo la partitona riesce a portare punti a casa. Noi abbiamo fatto così oggi, bene, ora mercoledì c'è l'Inter, Waiu. Forza Napolese! Lasciate un commento, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Napoli, se abbiamo meritato la vittoria. Onore alla SPAL che ha fatto una bella partita qui a Napoli, lasciate un commento appunto di cosa ne pensate, un like se vi è piaciuto il video ed iscrivetevi al mio canale, Waiu, è semplicissimo, basta andare sotto il video, c'è scritto iscriviti, ci clicchi su, sei iscritto al canale
di Napoliello 87. Buona serata a tutti e forza Napoles!